Benvenuti e benvenuti. In questo video vi darò la soluzione di un problema di acustica. Ignotui può sentire gli ultrasons fino a una frequenza massima di 120 kHz. Qual è il valore minimo dell'undice d'onde che un ignoto può sentire? Dal test dell'esercizio ovvio che la massima frequenza che un ignoto può sentire è dunque di 120 kHz. Che vuol dire 120.000 Hz. Chiamiamo queste frequenze F0. Se F è una delle frequenze che un ignoto può sentire, allora alla di essi che F è più piccolo o compagno di F0. Di che altre bande sappiamo che i suoni sono onde periodiche e conosciamo una relazione fra la velocità delle nostre onde e la frequenza e la lunghezza d'onde. Questa relazione ci dice che la velocità di propagazione di una onde è compagna alla lunghezza d'onde lambda moltiplicata per frequenza di onde f. Di questa relazione possiamo dire che la frequenza è compagna alla velocità di propagazione v dividuto lambda lunghezza d'onde. Se la frequenza è la frequenza massima f0, allora possiamo dire che f0 alla di essi compagna a v, velocità di propagazione, dividuto lambda 0. Visensi che per tutte le onde sonore la velocità di propagazione è costante e dunque la velocità di propagazione di un suono, indipendentemente dalle sue frequenze, è a sempre stesso valore. La relazione f più piccolo o compagno di f0 o possiamo dedurre che v dividuto lambda alla di essi più piccolo o compagno di v dividuto lambda 0. Questo ci permette di chiattare una relazione fra le lunghezze di onde. In particolare, dal momento che tutte le grandezze che stiamo considerando e sono positivi, o possiamo dire che si può semplificare la velocità e la nostra disequazione diventa o dividuto lambda più piccolo compagno di o dividuto lambda 0. A questo punto possiamo moltiplicare tutto per lambda 0 e possiamo moltiplicare tutto per lambda. Visansi che lambda 0 e lambda sono quantità positive e dunque il viaggio della disequazione non cambia. E questo ci permette di richiattare questa relazione che ci dice che la lunghezza d'onde di un suono percepibile di un ignoto è a di essi più grande di lambda 0, e che lambda 0 è la lunghezza d'onde associata alle frequenze massime. In particolare possiamo inchiattare il valore numerico di lambda 0. Dunque la minima lunghezza di onde che ignoto può sentire è associata alle massime frequenze e in particolare ovviamo questa relazione. Lambda 0, che è la minima lunghezza d'onde, e a di essi compagna v dividuto f0, e che f0 è la massima frequenza percepibile di un ignoto. In particolare, ovviamo divisarsi che tutti i suoni hanno la stessa velocità di propagazione. Questa velocità è sperimentalmente compagna a un valore di 343 metri al secondo e dunque possiamo sostituire i valori numerici in questa relazione. V è 343, F0 massima frequenza percepibile dal ignoto è di 120.000 Hz. Il risultato sarà 0,0020 watt metros, che è la lunghezza d'onde minima percepibile di un ignoto. E questo al siare il nostro esercizio. Grazie per la vostra attenzione e mandi!